Entrambe affamate di punti, quelli che servono per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, e Don Carlo Misilmeri Geraci, giornata numero 19 del girone A di eccellenza siciliana. Nello scorso weekend un KO d'onore per il Misilmeri 1-0 subito in trasferta contro la Pro Favara seconda. Anche contro lo Sciacca i biancorossi hanno subito poco, ma l'obiettivo oggi è quello di vincere, così come per il Geraci 0-0 contro il Mazzara 46 terzo, con un pizzico di rammarico, una partita che i madoniti potevano anche vincere. Dal mercato sono arrivati altri rinforzi per affrontare il girone di ritorno. Le due formazioni: Don Carlo Misilmeri in maglia biancorossa con pantaloncini rossi, il 3-5-2 di Tommaso Napoli, Zuma in porta, in difesa da destra verso sinistra Espasa, Cosentino e Riccardo Pellegrino, a centrocampo Bertoglio, Lavardera, Romano Cerniglia e Ricciulli, in attacco Maltese e Pavisic. A disposizione in panchina c'è Chinnici per la porta, poi Miliziano, Di Spezio, Matera, Logerfo, Sheriff, Scatereggia, Federico e Vergi. Risponde il Geraci in tenuta blaugrana e pantaloncini blu. Anche in questo caso 3-5-2 per Gaetano Mirto, Barbagallo in porta, in difesa Lopizzo, Reghini e Obbonda, centrocampo Coco, Tripiano, Scalisi, Giovagnoli e Panebianco, in attacco De Morra e Guadagnoli. Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva, la panchina blaugrana. Il ricordo di Gigi Riva, scomparso di recente, la vittoria con la nazionale degli europei del 68, il secondo posto a Messico 70, ai mondiali più di 300 presenze con la maglia del Cagliari, più 40 con la nazionale. Per il Geraci c'è Dragone in porta, a disposizione in panchina, poi Albanese, Gonzales, Mannina, Romero, Pineschi, Fernandes e Bonamaison. L'arbitro del match è Giovanni Arena della sezione di Palermo, assistito da Giuseppe Calarese e Gerardo Calandra, entrambi della sezione di Messina. Quasi tutto pronto per iniziare, con il primo pallone che verrà fatto girare dalla squadra di Gaetano Mirto, che settimana scorsa ha raggiunto le 50 panchine con la squadra madonita. Dall'altro lato Tommaso Napoli, subentrato a stagione in corso. C'è stato un momento positivo per il Misilmeri prima del KO contro Sciacca e Favara. Oggi un'occasione per fare punti tutti comodi. È iniziata Misilmeri Geraci. Pallone lanciato in profondità, risponde Cosentino, il tocco di Ricciulli. Il possesso per Trepiano, tornato titolare nelle Geraci dopo più di 4 mesi. Oggi prende il posto di Bonamaison, che non è al meglio. Senti anche Fernandes. In attacco debutta Valentino De Morra, arrivato dalla terza serie di Cipro alla prima convocazione oggi. In panchina c'è anche un altro nuovo arrivo, Renan Pineschi. Dalla Misilmeri invece confermato Maltesi in attacco assieme a Pavisic, con Matera che parte dalla panchina. Pallone messo fuori da parte del Geraci, con il Misilmeri, con Bertoglio che restituisce la pallone dagli avversari. Attimi di paura per Bertoglio a Favara, uscito dopo 7 minuti, oggi regolarmente dal primo minuto. Un centinaio di spettatori presenti qui all'Aloisio del paese, in provincia di Palermo.
c'è anche una rappresentanza dei tifosi del Geraci nel settore ospiti. Lavardera contrastato subito, ma non viene fermato il centrocampista del Misilmeri. Qui c'è il recupero di Giovagnoli, il passaggio per Scalisi, la scivolata regolare in zona d'attacco per il Geraci. Attacca invece adesso il Misilmeri con Cerniglia, si conquista il calcio di punizione, si batterà dalla fascia con una potenziale chance per la squadra di Napoli. Subito dà indicazioni ai suoi dalla panchina. Batterà Joao Ricciulli, arrivato a stagione in corso dal Mazzara. Barriera 2 per il Geraci. Ci sono Coco e De Morra. Parte Ricciulli, primo palo, colpo di testa, l'ultimo tocco è di Ogbonda, calcio d'angolo per il Misilmeri. Sempre Ricciulli a battere, stavolta più indietro dalla bandierina. Tanto traffico, zona primo palo. Sempre in mezzo Giovagnoli di testa, allontana la proposta di prima di Cernia, pallone un po' così largo, rispedito in profondità da Romano, il classe 2005, che però la butta fuori. Ieri 2 anticipi in questo 19° turno di campionato, la vittoria esterna dell'Unitas Sciacca in casa dell'Athletic Palermo, vittoria per 5-0 casalinga del Castellammare sul Casteldaccia. Oggi il resto del programma con 6 partite, oltre a Misilmeri Geraci in campo il big match tra Nissa e Pro Favara. Ci sono anche Folgore Castelvetrano Aspra, Fulgatore Oratorio Marineo, Mazzara 46 Accademia Trapani e Super Giovane Castelbuono Mazzara. Come al solito vi daremo aggiornamenti dagli altri campi durante il corso del pomeriggio. Cross provato da Coco, respinto da Ricciulli e rimessa laterale in proiezione offensiva per il Geraci. Si propone Scalisi, alla fine Coco va un po' più lungo, scambia con Guadagnoli, il cross di Coco, ancora Ricciulli ad insistere fuori. In vantaggio la Nissa, il gol di Gueye. Nissa 1, Pro Favara 0. Si è sbloccato subito il big match del Tomaselli, partita anch'essa in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Qui a Misilmeri qualche scaramuccia in area di rigore, in vantaggio anche il Fulgatore sull'oratorio Marineo, il gol di Stabile, Fulgatore 1, Marineo 0. Alla battuta per il Geraci andrà Valentino De Morra, argentino classe 2000. Come dicevamo, debutto da titolare oggi con la maglia del Geraci. Pallone dietro, la manca a colpire Giovagnoli. Colpo di testa di Ricciulli, Reghini ripropone. Lopizio allarga. Era efficace quel pallone verso Giovagnoli, invece corre Ricciulli. Evita Giovagnoli, l'ex Mazzara, spazza Bonda. Possesso che rimane però dei biancorossi. Adesso il recupero di Tripiano, passaggio per Pane Bianco, la rimessa e Blaugrana. Questo qui è il quinto incontro nella storia tra Geraci e Don Carlo Misilmeri. Una vittoria a testa, 2 i pareggi. All'andata finì 1-1, il vantaggio del Geraci con Bressan al 90°, il pareggio di Cossentino. In vantaggio anche la Super Giovane Castelbuono
sul Mazzara, il gol di Pennisi. Castelbuono 1, Mazzara 0. Cross in mezzo provato da Riccardo Pellegrino. Il Misilmeri rimane ad attaccare l'area di rigore avversaria. Squadra che in questi primi 7 minuti ormai è andata vicina più al gol rispetto alle Geraci. Calcio d'angolo. Batte Romano col mancino, il colpo di testa in rete, in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Il gol di Espasa, Misilmeri 1, Geraci 0 all'8° minuto. Il gol di Luciano Espasa, terzo in campionato. La partita dell'Aloisio si sblocca. Un gol arrivato in mischia con il colpo di testa della classe 2000. Anche lui è arrivato a stagione in corso, porta avanti i biancorossi. Non segnava dal 10 dicembre nel 6-0 della Misilmeri contro l'Aspra. Oggi fa 3 in campionato. Aveva segnato anche al debutto in trasferta contro il Mazzara. Praticamente 2 gol alle prime 2 presenze. Oggi fa la terza rete con la maglia biancorossa. Giù Tripiano, il fallo di Lavardera, calcio di punizione per il Geraci. Siamo fermi immobili, queste le parole di Gabriele Barbagallo, il portiere del Geraci, sui sviluppi di questo calcio d'angolo. Qui la risposta dei Madoniti con il colpo di testa di De Morra. Non particolarmente contento Gaetano Mirto del gol subito. Lavardera, colpo all'indietro, colpo di testa di Pavisic. Avanza il Misilmeri, pallone allargato in fascia. Lavardera lotta nel conquistarlo, la pressione di Ogbonda c'è rimessa dal fondo. Il lancio lungo di Reghini, non può agganciarla Guadagnoli. È rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Stefano, non ti stringere troppo, se no non c'è più giocata. Napoli che praticamente ha confermato l'11 di Favara con la novità, o meglio il ritorno di Pavisic da titolare, con Matera pronto a intervenire dalla panchina. Cambi invece forzati per Gaetano Mirto. Bonamaison e Fernandes non stanno benissimo, stessa cosa Albanese, infatti al suo posto gioca Coco. C'è stata possibilità per far debuttare Valentino De Morra, adesso con il pallone tra i piedi. In mezzo al campo c'è l'utilizzo di Tripiano da mezzala. Praticamente la prima volta che Bonamaison fa panchina oggi. De Morra, lancio lungo, cerca Guadagnoli, un po' spalle alla porta, impossibilitato nel prendere il pallone. Il Misilmeri si difende mettendo in fallo laterale. Coco, De Morra, cross, pallone in mezzo, la stava andando a colpire di testa Guadagnoli, evitato pane bianco, ripropone Ogbonda. Adesso Scalisi, ex della partita, prima parte di stagione alla Don Carlo Misilmeri, ma ha disputato soltanto 4 partite, 2 da titolare, poi un breve stop, 2 subentri, avventura finita. In seguito il trasferimento al Geraci, dove ha preso il posto di Leonardo Pettenon, che si è svincolato.
Trepiano, cross in mezzo, si coordina De Morra. Apprezza comunque Mirto in panchina, cerca di mettersi subito in mostra. Valentino De Morra. Giocava al Pizzilia in terza serie a Cipro. Da diverse settimane è arrivato a Geraci Sicolo. La società ha avuto modo di ufficializzarlo lo scorso lunedì. Review un po' così da parte di Zumo. Rimessa regalata al Geraci. La batte Coco. Guadagnoli, spalla alla porta, a gestire con il petto, pallone di nuovo nella zona di Coco e evitare Ciulli anche con un micro rimpallo. Il traversone basso viene buttato fuori, non la può prendere Maltese. Nuova battuta per Coco. Il passaggio per Guadagnoli. Coco, guarda chi c'è in mezzo, cross in profondità. Albanese oggi assente. E appunto Coco a prendere il suo posto in fascia dall'altro lato, sul lato mancino. Panebianco e De Morra a riproporre. Fallo su Maltese, punizione per il Misilmeri. Cerca di rispondere il Geraci dopo il gol subito. Una vera e propria occasione ancora non è arrivata. Opponda, un po' impossibile da prendere per Trepiano. E allora rimessa laterale per i biancorossi. De Morra recupera lui. Fallo. Su Trepiano. Bisogna aspettare per la battuta del calcio di punizione. C'è stato anche il rischio del primo cartellino del match. Non è stato così. Le fallo subito da Francesco Trepiano. Lopizio, Coco riesce nel cross. Pallone allontanato da Cosentino. Nonostante la chiamata di Zumo, calcio d'angolo per il Geraci. Alla battuta De Morra. Porta il suo mancino, secondo palo in due ad inserirsi. Prima Bonda, poi Lopizio. Un po' da dietro, si colpisce male verso la porta di Zumo, che ancora una volta può evitare di sporcarsi i guanti. Mette pressione il Geraci. Stavolta la rimessa laterale è dall'altro lato. Giovagnoli. Panebianco in mezzo a due avversari, converge, pallone per Trepiano. Panebianco si inserisce, stava andando al tiro Trepiano dal limite, poi il fallo di Scalisi. Se ne esce così il Misilmeri. Lancio lungo, prova la sponda Palvisic, finisce giù, il recupero di Cernia, senza fallo De Morra
Il Misil Meri continua a girare palla. La toccata a Trepiano. Torna comunque dietro il Misil Meri. Pellegrino. Sponda di Pavisic. Ricciulli. Pallone un po' lontano per Maltese, che deve anche rientrare dal fuorigioco. Ancora Riccardo Pellegrino. Adesso la Vardera un po' disturbato, poi sceglie di tornare sulla linea difensiva. Pellegrino, colpo di testa all'indietro, a rischiare un po' da parte di Panebianco. Pallone a Barbagallo. Giovagnoli, Lopizio, lancio profondo, c'è il colpo di testa ad interrompere l'azione del Geraci. Provano a dialogare Maltesi e Pavisic, finisce giù l'ex Castellammare e Leonfortesi, con cui ha giocato nella prima parte di stagione, punizione biancorossa. Batterà Romano. Classe 2005, ma assoluto padrone del centrocampo del Misil Meri. Parte la sua battuta, secondo palo, sponda in mezzo con la presa di Barbagallo, che rilancia subito, cerca Guadagnoli, in testa Coco, lo scambio con Giovagnoli. Coco contro Ricciulli, Scalisi può girare tutto da Panebianco. Sali là! Non ti Trepiano, ultima da titolare da parte sua. È stata la partita in casa dell'Accademia Trapani, persa 2-1 dal Geraci. Parliamo del 17 settembre scorso. Un breve stop durante la stagione, diverse panchine e subentri. Oggi la possibilità di mostrare il proprio valore. Calcio di punizione per il Geraci. Battuto da Scalisi. Giovagnoli, cross morbido per la testa di Guadagnoli. Lo tocca sì il pallone, ma non può indirizzarlo. È pesante anche il pressing di Espasa, l'autore del gol all'8° minuto. Ha pareggiato l'oratorio marineo in casa del Fulgatore. Fulgatore 1, Marineo 1. Siamo avanti! Noi vogliamo un altro gol, cantano i tifosi del Misil Meri dagli spalti dell'Aloisio. Un po' demoralizzati invece i tifosi arrivati da Geraci Siculo. Santiago, tra i piedi! Guadagnoli, scivolata di Espasa. Ne approfitta per tornare dietro il Misil Meri. Iva, ce l'hai qua il 7, Iva! Ce l'hai qua il 7, Iva! Demorra. Panebianco, altra scivolata
di Luciano Espasa ha pareggiato la Pro Favara in casa della Nissa. Il gol di Retucci, Nissa 1, Pro Favara 1. Pane bianco, lotta. Tripiano, il tocco per Guadagnoli, dietro Scalisi. Guadagnoli scivola sul pallone. Si cerca il recupero del pallone, poi l'intervento falloso. Giuliano, la porta è quella là, Giuliano. Su Guadagnoli, cartellino giallo. La porta, Giuliano, tu devi tirare là. Ma sempre dietro, vai. Che era cosa incredibile. Faccia avanti, se no arriva. Mirto non è contento per adesso della prestazione di Guadagnoli. A guardare poco la porta. Da attaccare, punizione Geraci. Tripiano con il destro, De Morra con il mancino. 2 in barriera per il Misilmeri, ci sono Romano e Ricciulli. Parte Tripiano sul fondo. Sali, Nico. Via. Nico. Ormai superata la metà del primo tempo. Coco recupera sulla Vardera, prova subito il traversone. C'è Ricciulli. Giovagnoli. Scalisi. Scambiano tanto lui e Giovagnoli. Altro pallone in fallo laterale. Sempre Coco. Guadagnoli in mezzo a 2, la girata. Giovagnoli, cross sul secondo palo verso De Morra, prima di lui Espasa. La girata di Tripiano in fascia, e però sempre presente la pressione di Bertoio. Alla fine commette fallo il classe 2006. Condizione per il Misilmeri. Tante rimesse laterali sulla fascia destra per il Geraci, con Coco molto impegnato. Dall'altro lato la giocata poco fa di Tripiano. In difesa nella Misilmeri Espasa per adesso sta confermando la sua qualità, condita dal gol del vantaggio. La Vardera contro l'Opizio, trova De Morra, contrasto tra i due, tutto regolare. Misilmeri però recupera il possesso. Cosentino, il più esperto all'interno della rosa del Misilmeri, classe 88, passando poi da Zumo che è un 93. Assieme a Pavisic che è 92. Ogbonda senza fallo, non la prende Tripiano, ripartenza Misilmeri. Maltese sterza, evita anche Tripiano, finisce giù, calcio di punizione per la squadra di Napoli.
La punizione battuta adesso verso l'interno, lo pizzo di testa. Scalisi se la allunga anche lui di testa, ma Ricciulli alza la gamba. Cerniglia, un colpo di testa che però arriva a Barbagallo. Attaccato subito Giovagnoli da Ricciulli. Non contento Mirto del passaggio di Lopizio, che ha portato al contrasto di Joao Ricciulli. Guadagnoli riparte da capo il Geraci con Ogbonda. Lopizio, De Morra, la scivolata fondamentale di Pellegrino. Ennesima rimessa laterale per Coco. Ce ne sarà un'altra. Lopizio, Giovagnoli, stop con il petto, forse non si aspettava un pallone così forte. Si gioca comunque con velocità nelle trame in mezzo al campo. La Vardera resiste alla pressione di Scalisi, sponda in profondità. Reghini deve ripartire con calma con un pallone ballerino al limite dell'area di rigore. Lancio profondo con Cosentino che anticipa su Guadagnoli, la prende Ricciulli per ricominciare da Pellegrino. Oh, Nico, dai! Si può andare alla rimessa laterale. De Morra anticipa Romano. Giovagnoli a sua volta viene anticipato da Pellegrino. Napoli chiede qualcosa a Pavisic qui. La punizione guadagnata da De Morra. Su quella mattonella lui assieme a Pane Bianco, solita barriera 2 per il Misilmeri. Ci sono la Vardera e Romano. Va De Morra a rientrare, secondo palo anticipato Guadagnoli. E calcio d'angolo, secondo l'arbitro. C'è stato uno scontro in mezzo all'area. Rientra! Nico! Nico! Scalisi! Ah, vabbè. Nico! Va giù Ogbonda. Qualche problema anche dal punto di vista interpersonale tra i vari giocatori in area di rigore. Ci sono Reghini e Pellegrino che parlano. Si aspetta la battuta dell'angolo.
Parte la proposta, allontana Ricciulli. Rimesso laterale per il Geraci, con Tripiano che lascia tutto a Panebianco. Guadagnoli, Panebianco, cross un po' timido, pallone che lo va a raccogliere Scalisi, lo alza soltanto Cosentino di testa, Tripiano ripropone in Romano, ultimo tocco il suo, Lavardera manda a correre Ricciulli lungo la fascia, il Misilmeri, il traversone sbagliato di Maltese, pallone oltre la traversa, potenziale chance sprecata dei biancorossi. Napoli alla sua panchina, se mette bene questo pallone può far gol, qualcuno dentro l'area. Panebianco allarga il cross di De Morra, allontana anche Romano, Giovagnoli fa ripartire il Geraci, Lopizzo. Gli ospiti stanno cercando in maniera insistente un'occasione da gol, tacco di Giovagnoli, traversione di Coco, Ricciulli ancora in fallo laterale. La rimessa di Coco, prova la sponda, Guadagnoli, rovesciata di Lavardera, pallone che arriva a Tommaso Napoli. Coco fa correre Giovagnoli, che deve fare i conti con Pellegrino, a conservare la rimessa dal fondo per Alessio Zummo. Tornato a Misilmeri quest'estate dopo la parentesi all'Unitas Sciacca. Giovagnoli recuperato da Romano verso l'interno, la conclusione da fuori di Pavisic. Il rinvio di Barbagallo. De Morra, c'è il passaggio per Guadagnoli, dietro Ogbonda guarda la profondità, serve Guadagnoli, c'è Lavardera in pressing, Scalisi, Giovagnoli guarda dentro l'area, il cross in mezzo, Guadagnoli di testa, calcio d'angolo da Giovagnoli a Guadagnoli per il tiro dalla bandierina. Qualche richiamo da parte dell'arbitro. Battuta corta di Tripiano in due a terra in area di rigore, si continua con Ricciulli che colpisce di testa, prova a far correre Maltese, pallone sulla Lavardera, Tripiano, Panebianco con il petto per Giovagnoli, De Morra riceve al limite, c'è il muro della Misilmeri, poi la conclusione da fuori di Scalisi.
segnali del Geraci, ma siamo sempre lì. È una partita che per adesso si sta svolgendo nella metà campo del Misilmeri, con appunto il Geraci che non riesce ad avere tiri in porta a suo favore. Stessa cosa per il Misilmeri, che comunque adesso ha il pallone con la Vardera, cross in mezzo, Barbagallo. C'era l'inserimento di Pavisic. Pallone sì, che ha girato, ma un po' troppo sul portiere. Tutto ok qui, Guadagnoli, intervento regolare da dietro. E il Misilmeri può continuare a girare il pallone. Maltesi a terra. Stavolta sì, c'è il calcio di punizione per la squadra di Napoli. Vieni largo. Gira tutta. Continua, vai dentro, ce l'hai. La Vardera. Pallone tra le linee, imbucata per Maltesi. Il servizio di Cerniglia, ma niente da fare. Guadagnoli protegge in 3, lì a pressarlo, punizione guadagnata. Dove vai? È aperto il campo per mandarlo in porta. Non devi aspettare dietro, Gioia. Mettila bene. Nuova punizione per il Geraci. Sempre De Morra sul punto di battuta, il suo mancino in mezzo. Reghini cerca la deviazione in porta. È sempre la stessa trama. Coco. Guadagnoli all'indietro in mezzo. Pallone spazzato via da Romano. Lottano Maltesi e Pavisic. Reghini a ributtarla in avanti. C'è il pareggio del Mazzara. A Castelbuono il gol di Ciancimino. Super Giovane 1, Mazzara 1. Tutto attivato, non ho risalito. Oh, preventiva. Gira tutto. Pellegrino. Ricciolli. Pellegrino aspetta qualcosa. Forse un giocatore a terra, secondo lui. Il retropassaggio a Zummo, ma è un regalo per il Geraci. Tripiano sbaglia il servizio per Coco. Francesco, ma che ti inventi? Cioè, guarda il tuo compagno là e fai un tiro in porta. Ehi! Dai, meglio Francesco. Tutto ok per Bertoglio. Qualche indicazione di Napoli a Ricciolli.
nell'approfittare di questa pausa con l'opportunità sprecata da Tripiano, che adesso si prende il cartellino giallo, il fallo su Lavardera. Con l'elastico. 3 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo. Bertoglio finisce giù Scalisi. Calcio di punizione per il Geraci. Battuta lunga, Giovagnoli di testa anche Esposa. Pallone giù per Scalisi, che si è ripreso. Tripiano, Coco. Lopizzo, Tripiano. Coco, scambiano tanto da quella parte i giocatori del Geraci. La conclusione centrale di Lopizzo su Zumo. Di fatto è il primo tiro in porta, questo qui, dei Madoniti. De Morra trova Giovagnoli. Il pallone in realtà era per Panebianco, che adesso riceve, un po' in difficoltà. Quello da fare però. Allora Pavisic allarga, sale Bertoglio. Ogbonda, tocco è suo per Panebianco, cerca Guadagnoli. Riccardo Pellegrino ferma il lancio profondo. Ogbonda regolare. Il suo colpo di testa, Tripiano. Recciuli finisce giù. Sbaglia destinatario Scalisi. Allora può correre Cerniglia. La lotta tra ex compagni di squadra. Scalisi se la prende con se stesso. L'ultimo tocco è suo. La battuta di Lavardera. Maltese, Lavardera verso l'interno, Cerniglia, il tiro provato. Si lamenta il tocco con il braccio di Reghini. Tutto ok, secondo Arena di Palermo. Lo dico io ed esce. La rimessa laterale per il Misilmeri, batte Bertoglio. Scambia con Pavisic. Bertoglio, Cerniglia. Espasa sbaglia la misura del passaggio, la prende Tripiano. C'è però Riccardo Pellegrino. Adesso Bonda deve fare in tempo a passarla. Guadagnoli. Il passaggio per De Morra, scambiano i due. Guadagnoli nella terra di mezzo, la recupera Scalisi. Tripiano, Coco di prima, De Morra. Ancora Tripiano contro Romano. Il lancio del centrocampista della Misilmeri, intercettato seppur per un attimo da Tripiano. C'è la fine del primo tempo dopo un minuto di recupero. 1-0 per la Don Carlo Misilmeri. Sta decidendo il gol di Espasa all'8° minuto. Una situazione in mischia dove il difensore biancorosso ha colpito di testa, ha gonfiato la rete, difesa da Barbagallo. Geraci che è rimasto nella metà campo avversaria, ma ha prodotto poco di concreto, soltanto un tiro centrale basso
da parte di Lopizio. Misilmeri che nel finale di frazione ha lamentato un possibile tocco con il braccio di Reghini in seguito a una conclusione dalla distanza. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Misilmeri Geraci. Ho visto una buona partita della mia squadra, ho visto un gruppo che ha cercato e ha voluto questa vittoria. Venivamo da una sconfitta la scorsa settimana all'ultimo minuto, in una partita dove eravamo in 10, quindi avevamo lottato fino all'ultima palla, poi l'episodio finale ci ha condannato, quindi oggi i ragazzi sono entrati con una carica maggiore rispetto a tutte le altre partite. Fin dall'inizio abbiamo imposto il nostro gioco, le nostre idee, abbiamo fatto una bella partita. Ho visto un'ottima Academy, ancora paghiamo qualche piccolo errore di inesperienza, oggi soprattutto nel gol di loro, una palla che avevamo per un infortunio allontanata noi fuori, sportivamente gli avversari ce l'hanno ritornata e noi lì abbiamo con il difensore centrale che ha dato la palla dietro al portiere, lì è successo quello che insomma non deve succedere, però purtroppo anche soprattutto in queste categorie ci sono questi errori e l'abbiamo pagato come anche in passato, però poi subito abbiamo ripreso a giocare, abbiamo poi condotto la gara fino alla fine. Ho visto comunque una squadra che poi non si è abbattuta e questo per me è un segnale più che positivo. Adesso un piccolo retroscena, lei ha commentato, ha fatto un'ottima disamina sul primo gol subito, io ero sopra la sua postazione e appena il giocatore ha passato la palla indietro lei ha detto perché darla dietro, un po' si aspettava quest'errore e quindi un gol subito, l'avete già magari preparato in settimana? No, cosa? No, questa è un'esperienza perché ripeto, abbiamo dato la palla, abbiamo messo fuori la palla perché l'avversario era a terra, la squadra avversaria ci ha ridato la palla, in quel momento il centrale non viene attaccato perché ci hanno restituito la palla, quindi poteva fare con la palla quello che voleva, poteva giocare avanti sul terzino, ha fatto la scelta secondo me sbagliata, perché lì ci siamo complicati la vita noi e quindi poi è nato il gol di loro. E questo è proprio quello che non mi è piaciuto, è l'inesperienza e noi dopo tutte queste partite dove siamo cresciuti, devo dire rispetto a prima, ancora paghiamo questi episodi e su questo ci stiamo lavorando. Oggi minuti in campo per Giuseppe Guzzo, come giudica la sua prestazione? Giuseppe è un ragazzo che è arrivato a dicembre, si è unito con noi nel gruppo, è un ragazzo che quest'anno è venuto per darci una mano, è un ragazzo che ha delle qualità, pian piano sta entrando nelle nostre idee ed è un ragazzo che sicuramente di qua alla fine del campionato darà il suo supporto. Diamo uno sguardo invece alla prossima partita, match contro il Villabate, un campo complicato, anche passare forse dal sintetico meraviglioso del Calcio Sicilia al campo in terra battuta. Le chiedo come la preparerà e se questo influenzerà effettivamente la sua preparazione. Ma guarda, credo che la partita più bella in assoluto di questo gruppo l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta a Ciaculli, quindi questo non penso, siamo abituati ormai a giocare su tutti i campi, questo non mi preoccupa, la prepareremo come tutte le altre, incontreremo sicuramente una squadra che viene da una vittoria, quindi che cercherà di fare il risultato per risalire, ma noi in questo momento non ci possiamo più fermare. Il nostro obiettivo, come ho detto fin da subito, è mantenere la categoria, mantenere l'elite che abbiamo conquistato meritatamente l'anno scorso, manca secondo me poco a conquistarla e quindi in questo momento
punto possiamo anche pensare, perché no, a cercare di riuscire a prendere un posto nei playoff. E se vogliamo, ho detto ai ragazzi, se ci vogliamo togliere questa altra soddisfazione, oltre a quello di mantenere la categoria, dobbiamo ormai vincere in tutti i campi. Devo dire che noi sicuramente ci manca qualche punto dell'andata, però ti posso dire che i ragazzi si sono fatti valere in tutti i campi, abbiamo perso partite soltanto di misura. Una partita dove abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo sofferto parecchio perché siamo partiti male, abbiamo trovato delle difficoltà a contrastare soprattutto negli ultimi 20 metri, 30 metri gli avversari con i loro inserimenti, e i nostri avversari hanno fatto delle buone trame di gioco, si sono presentati diverse volte pericolosi nella nostra area. In un modo o nell'altro siamo riusciti sempre a salvarci, però il nostro merito è quello che a fine primo tempo abbiamo un po' riordinato le idee, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico in campo, ma soprattutto i ragazzi si sono ripresi, perché in effetti abbiamo fatto un primo tempo sottotono, non trascurando la forza dell'avversario e anche il buon gioco dell'avversario, quindi alla fine nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più noi, cioè potevamo trovare il gol noi, ma alla fine è finita 0-0. Ognuno gioca per se stesso. Noi abbiamo fatto queste 3 partite del ritorno facendo 2 punti fuori casa, sicuramente su 2 campi molto difficili, e perdendo in casa una partita domenica scorsa che proprio non si meritava di perdere. Però abbiamo fatto 3 partite, io sono qui da prima di Natale, stiamo cercando con la squadra di giocare in un certo modo, abbiamo cambiato un po' di cose, la rosa è stata modificata rispetto al girone di andata, quindi mancano ancora 12 partite alla fine, quindi penso che ora potremmo anche cominciare a trovare dei punteggi pieni, e quindi abbiamo tutto il tempo per riprendere o mantenere la nostra posizione. È chiaro che un giocatore come Giardina la sua mancanza si sente sempre, perché è un giocatore, oltre ad essere il capitano, quindi è un leader in campo, un leader carismatico dove tutti i compagni si ritrovano, e quindi ne abbiamo sicuramente risentito, ma sono comunque soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara, con chi l'ha sostituito e comunque con tutti i giocatori. Ripeto, un primo tempo difficile e un secondo tempo dove siamo nettamente migliorati. È un ragazzo del 2006, ha debuttato e direi che ha debuttato molto bene, quindi spero per lui che rimanga coi piedi per terra e che continui su questa strada, perché io l'avevo visto in allenamento, ho visto che poteva giocare e oggi ha giocato. Noi come mentalità, come modo di impostare le partite, le impostiamo sempre per i 3 punti. Domenica giochiamo in casa ed è chiaro che lavoreremo in settimana per arrivare finalmente alla vittoria, che sarebbe la prima del girone di ritorno. Primo tempo il Geraci non ha finalizzato molte occasioni, per fortuna nostra, e poi secondo tempo abbiamo cercato un po' di alzare il livello del gioco, del ritmo, del palleggio, e abbiamo cambiato anche sistema di gioco. Diciamo che abbiamo fatto un bel secondo tempo, però peccato che anche noi le occasioni che abbiamo avute non abbiamo finalizzato, e tutto sommato il pareggio penso sia giusto. Oggi è stata una partita dura, tutti gli avversari, sia una volta, altre volte, tutti avversari duri. Il Geraci è una bella squadra, per tutti sarà difficile qui venire a prendere punti, secondo me. Abbiamo un bel gioco, grandi occasioni, e poi manchiamo sulle finalizzazioni, quindi penso che manchi solo quello. Faremo di tutto per cercare di prendere i 3 punti che mancano già. Iniziato il girone di ritorno da sempre, perché abbiamo fatto 2 pareggi e una sconfitta, quindi cerchiamo di vincere a tutti i costi, siamo in casa, il pubblico che ci sostiene, speriamo di farcela. No, Mattia è un bravo ragazzo, un bel giocatore pure, può fare strada, ancora è giovane poi.
Inizia il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Geraci, 19ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. 1-0 Misilmeri con il gol di Espasa. All'8° minuto c'è stato un cambio all'intervallo nel Geraci, è uscito Tripiano, che ha anche ricevuto il cartellino giallo nel corso del primo tempo. Al suo posto Fernandes, che non iniziava una partita dalla panchina da più di 3 mesi. Mossa offensiva da parte di Gaetano Mirto, di conseguenza De Morra dovrebbe scalare a centrocampo, o comunque passando sulla tre quarti, eventualmente passando alle 3-4-1-2. Conclusione da fuori, oltre la traversa, Cernia, il primo tentativo della ripresa, occasione Misilmeri. Squadra in tenuta biancorossa, che non ha modificato nulla nel corso dell'intervallo. 3-5-2 per Tommaso Napoli. Zummo in porta, Espasa, Costantino e Riccardo Pellegrino in difesa. A centrocampo Bertoglio, Lavardera, Romano, Cernia e Ricciulli. In attacco Pavisic e Maltese. In panchina a disposizione ci sono Chinnici per la porta, poi Miliziano, Di Spezio, Matera, Logerfo, Sheriff, Scattereggia, Federico e Virzi. Fischio dell'arbitro, c'è il cartellino. È il calcio di punizione. Non spingere troppo, Iva! Iva, sali su, Iva! Iva! Sali. Sanzionato Riccardo Pellegrino. Oh. Geraci che invece ha risposto con il 3-5-2 in blaugrana. Barbagallo in porta, Lopizzo, Reghini e Ogbonda in difesa. Coco, De Morra, Scalisi, Giovagnoli e Panebianco a centrocampo. Fernandes e Guadagnoli a comporre la coppia d'attacco. Cercato proprio l'ex San Cataldese. Calma. Panebianco dietro, Giovagnoli da Ogbonda. Traversione a cercare Fernandes. Trovato, protegge il pallone, va fino in fondo. Lo va a bloccare Espasa, recupera Panebianco. Giovagnoli, cross in mezzo, Guadagnoli con Costantino che allontana di testa per l'occasione dalla distanza per Scalisi. Pallone che arriva a Zummo in panchina per il Geraci, Dragone per la porta, poi Albanese, Gonzales, Mannina, Romero, Pineschi e Bonamaison. Reghini di testa all'indietro a rischiare, pallone per Barbagallo, che ha chiesto ai compagni di chiamarsi il pallone quando arriva. Dagli altri campi la situazione è rimasta invariata durante il nostro momento di pausa. 0-0 tra Folgore Castelvetrano e Aspra, 1-1 tra Fulgatore e Oratorio Marineo, stesso risultato tra Nissa e Pro Favara, e anche nella sfida tra Supergiovane Castelbuono e Mazzara, 0-0 tra Mazzara 46 e Accademia Trapani. Fernandes spalla la porta, Lavardera gli scippa il pallone, Fernandes trattiene Lavardera, commette fallo per completare il quadro di questa giornata di campionato. Ieri la vittoria esterna dell'Unitas Sciacca in casa dell'Athletic Palermo per 3-1. Ha vinto anche il Castellammare, ma in casa 5-0 sul Casteldaccia. Trapanesi momentaneamente al quarto posto. Agganciati sì momentaneamente dal Castelbuono, dato che sta pareggiando. Da capire come si evolveranno le riprese dei vari match. Panebianco allarga da Fernandes, cercato spesso dopo il suo ingresso in campo. Si sta riscaldando il resto della panchina del Geraci, quella del Misilmeri ancora seduta in panchina. Panebianco,
Giovagnoli, lascia lui il cross, respinge Bertoglio. Ancora Giovagnoli, vuole il pallone a terra, cross ancora Bertoglio, stavolta in calcio d'angolo. Scalisi dalla bandierina, parte il pallone in mezzo, Ricciulli da posizione abbastanza centrale, fallo di Panebianco e calcio di punizione per la Don Carlo Misilmeri. È andato giù Maltese, così come Riccardo Pellegrino in occasione della battuta del calcio d'angolo. Ancora a terra Pellegrino, in sottofondo i cori, i timpani dei tifosi del Misilmeri. Presenti anche una quarantina di persone proveniente da Geraci Siculo, accompagnato fuori Pellegrino. Si riparte da un calcio di punizione. Da qua o da là? Da qua o da là? Con la battuta di Zumo. Infatti, oh. Espasa cerca la sponda maltese, il tocco di Bertoglio, finisce giù Pavisic, calcio di punizione interessantissimo per il Misilmeri. Reghini prova a parlare con l'arbitro. Sistema Riccardo Pellegrino il pallone. Qualche indicazione di Napoli a Romano. In tre sul pallone Ricciulli, Romano e Pellegrino. Barriera a 4 per il Geraci. Romano lascia Pellegrino raso a terra, deviazione, calcio d'angolo. La battuta sul primo palo allontana Giovagnoli, da fuori Bertoglio, in mezzo confusione Cerniglia, non esce di moltissimo, altro angolo dopo un'altra deviazione. Grande avvio di ripresa per Cerniglia, l'occasione avuta in apertura, adesso questa qui a conquistare un altro calcio d'angolo per i biancorossi. Stavolta batte Ricciulli. Parte il suo destro, colpo di testa di Espasa, anche questo sul fondo. Un altro Misilmeri dal punto di vista offensivo in questo secondo tempo. Il Geraci ha avuto maggior possesso ma senza avere grosse occasioni da gol.
ne ha avuta una Lopizzo, ma centrale. Adesso il Misil Meri sta colpendo. Mazzara in vantaggio a Castelbuono. Il gol di Martellespino, super giovane 1, Mazzara 2. Ma falli salire! Sono tutti là! Oh, preventive se non Qui al Giovanni Aloisio, nuova punizione per il Misil Meri. Batte la Vardera, adesso Reghini di testa. Non riesce a prenderla Guadagnoli. Il Misil Meri rimane avanti, batte Bertoio. Ogbonda. Prima di Maltese. Bertoio, anche lui alla rimessa lunga. Sponda in mezzo il colpo di testa. Il raddoppio della Don Carlo Misil Meri. Ha segnato Maltese per il 2-0. Una doppia sponda. E il gol di testa di Maltese alla seconda consecutiva da titolare. Il gol del classe 96. Misil Meri raddoppia. Ripagata la fiducia di Napoli con il primo gol, con la nuova maglia. Adesso il Geraci non soltanto deve fare i conti con il gol di Esposa subito nel primo tempo, ma anche con questo segnato da Maltese. Oh, fallo! L'intervento sul goal scorer di poco fa. Maltese. Altra rimessa lunga della partita. Romano, l'appoggio con Cernia che era scivolato. Ricciulli, il lancio lungo di Romano, pane bianco di testa. La Vardera prima di Fernandes, la mantiene in campo, gioca con il pallone. Bertoio dietro in difesa. Dai, avanza! Vieni! Dai! Bella! Ricciulli sale in fascia, il Misil Meri si deve fermare con l'arrivo di Reghini. Ricciulli rientra, cross in mezzo, stop e tiro potente fuori di Pavisic. In netta crescita il Misil Meri, in sofferenza il Geraci in questo secondo tempo. Zumo, palla a piede, la prende con le mani contro l'arrivo di Scalisi. Guadagna tempo il portiere della Misil Meri.
Reghini rischia tanto nel controllo. Scalisi Bravo Stefano! finisce giù De Morra, il fallo di Cernia. De Morra, mezzo praticamente a 3 avversari, la va a recuperare il Misilmeri. La Verdera girata, ma Ricciulli è troppo lontano. Ancora De Morra, forse non perfetto il passaggio per Coco. Si ridisponde per il Misilmeri. La Verdera a lanciare i propri attaccanti. Il tiro, Barbagallo protegge sul tentativo da parte di Maltese. Barbagallo, lancio lungo, Guadagnoli non la può prendere, c'è Cosentino. La Verdera, cambio pronto nelle Geraci, pronto ad entrare Renan Pineschi alla prima convocazione oggi in Blaugrana. Pane bianco, spazio per il Geraci, il mancino in mezzo. Cosentino in fallo laterale. Avete vista chiaramente la reazione di Gaetano Mirto. Giovagnoli in ritardo, Scalisi propone, De Morra, Ricciulli spazza, seppur centralmente, arriva Lopizzo, cross morbido verso Guadagnoli, il controllo, non si ritrova però il pallone più, scontro con Espasa, fallo in attacco, c'è il cambio per il Geraci, dunque entra Pineschi, esce Reghini. Mossa decisamente offensiva quella del Geraci. È uscito un difensore, entra un attaccante, da capire adesso a disposizione tattica dei Blaugrana. Ogbonda salta di testa, De Morra lancia Fernandez, anticipato da Cosentino. Occhio alla Misilmeri che sale, cross in mezzo, lo pizzo di testa Giovagnoli. De Morra a contrasto in mezzo al campo, alla meglio Scalisi. Il primo tocco al pallone di Pineschi. C'è un vero e proprio proprietario del pallone. Scontro Bertoglio Scalisi. Nessuna sanzione da parte dell'arbitro. Ti prendi il 18 tu. Il 18 sulle marcature. Il fallo è stato di Bertoglio. Esce sangue poco sotto il ginocchio destro di Bertoglio. Pineschi fa all'esterno sinistro praticamente. De Morra, traversone su Zumo.
Ogbonda. Coco di testa. Recupera il Misilmeri con Maltesi. Adesso Ricciolli. Entra Scalisi. Anche Coco. Anche De Morra. Non recupera il Geraci. Ogbonda anche aiutandosi con il fisico. La sponda di Cosentino. Avanza Romano. Pallone dietro a Zoom. Ogbonda risponde. Lavardera. E Spasia. Il cross in mezzo di Bertoio sulla testa di Coco. Geraci con pane bianco, braccetto di sinistra. Ogbonda si è spostato al centro della difesa. Pineschi ha preso la fascia sinistra di pane bianco, ricoperta dal primo minuto fino a qualche minuto fa. Da capire anche le condizioni di Bruno Reghini, che ha sofferto un po' al momento della sostituzione. Punizione Misilmeri. La battuta di Romano in mezzo, colpo di testa all'indietro. La presa di Barbagallo. 3-1 del Mazzara a Castelbuono. Il gol di Casabala. Super Giovane 1, Mazzara 3. Risultato clamoroso quello del Failla. Coco. Lopizzo. Lancio morbido. Ricciulli prima di Scalisi, che riesce a girare da Coco. Fernandez. Pressione di Lavardera. Fernandez. Forza. L'avanzata. De Morra. Spazio per Scalisi. Il passaggio con il destro stava arrivando verso Pineschi. Lavardera. Contrasto con Giovagnoli. Riesce ad allargare. Espasa. Scambio con Pavisic. Pavisic lascia tutto Espasa, che stava andando di forza contro Lopizio. Giovagnoli. Fernandez. A spazio il Geraci. Fernandez si accentra, insiste, cade giù. C'è il calcio di punizione dal limite guadagnato dal portoghese. Cartellino giallo. Ha cercato il calcio di rigore Marcio Fernandez. Ci è voluto pochissimo. È dentro, signore! Non usare più. C'è Lucio! Lucio! Gianmarco! Lucio! Io ci ho passato. Marco! Siamo veramente al limite. Oh! Il contrasto sembra essere poco prima di varcare la linea dell'area di rigore. Gianmarco! Gianmarco! In quelle situazioni devi essere sempre uscire facile, la posizione devi tenere, punto. Proteste dalla panchina delle Geraci. Espulso un collaboratore. Io le ho prese e non è educato. Vediamo poi il giudice sportivo, chiederò il massimo. Perché non ce lo sta. Sembra essere
Una barriera a 4 per il Misil Mary. E lei è responsabile della panchina. E allora non sa tenere la sua panchina. Con il destro Scalisi, con il mancino Pane Bianco, opportunità per il Geraci. Barriera a 5 per il Misil Mary. Parte Pane Bianco, barriera piena. Giovagnoli troppo in alto per Scalisi. Cambio nella Misil Mary. Entra Lo Gerfo al posto di Pavisic. Bravo Tanche. Si prende i ringraziamenti dalla panchina l'ex Akragas. La Vardera. Il passaggio di Maltese per il nuovo entrato Vincenzo Lo Gerfo. Ancora il classe 2004 con il pallone dentro, il tiro in spaccata. Barbagallo respinge, poi Ricciulli, ancora Barbagallo, ma è posizione di fuorigioco. Insiste il Geraci. 1-2, con il lancio di Bertoglio. Allarga Cerniglia. Sale Lo Gerfo. Appena entrato dalla panchina a ricevere un altro pallone. La Vardera, cross di prima intenzione su Barbagallo. Pallone troppo lungo per Maltese. A Castelvetrano l'Aspra era passato avanti poco fa il pareggio della Folgore con Aciur. Folgore 1, Aspra 1. Bella è! Che ha bisogno l'attaccante. Vieni che la prendi, vieni che la prendi. Non lo mollare, non lo mollare. No, Maltese, a te là. Guardati pure tu. Scalisi. Sali, sali, sali. Da Pane Bianco. Segue il pallone Giovagnoli. Il traversone in mezzo. Cosentino. Fernandez la mette giù. Recupera la Vardera senza fallo. Trova però la schiena di Lo Gerfo. Scalisi. E sul recupero il destro di Scalisi. Zummo in calcio d'angolo. Si distende il portiere della Misil Mary. Cambio per i biancorossi. Dentro Federico. Esce Cerniglia, anche se prima si va alla battuta del corner. Cambio posticipato. Giovagnoli, primo palo, Romano di testa. Il pallone stava andando avanti con la copertura del mediano del Misil Mary. Biancorossi adesso in ripartenza con il Geraci che rientra e ruba anche il pallone con Coco. Lopizzo, fallo subito. L'ha commesso Romano. Calcio di punizione. Adesso sì che si va con il cambio, anche se l'arbitro dice di aspettare un altro po'. Per le dovute distanze. Si va con la battuta. Giovagnoli, mancino abbondantemente fuori.
Adesso si può andare con la sostituzione. Dentro Federico, fuori Cerniglia. Cambio anche nel Geraci con l'ingresso di Albanese per Scalisi. Fuori dunque Stefano Cerniglia. Buona Stefi, buona Stefe. Buona Cap. Al suo posto Salvatore Federico. Il cambio anche nel Geraci con l'uscita di Scalisi, l'ingresso di Albanese. Anche lui, come Bonamason, non era al meglio. Ti volevo dire il cambio. Per lui oggi panchina per la prima volta dopo 4 mesi. 1 e 2. Bravo! Mary che invece getta nella mischia l'esperienza dell'ex Enna. Salvatore Federico ha fatto panchina a Favara. Tra poco entrerà anche Matera. Scivola la Vardera davanti Pane Bianco. Cross in mezzo, Cossentino di testa, Giovagnoli, Fernandez e spalle alla porta. Ci pensa Espasa, Maltese. C'è fallo, c'è Un fallo secondo l'arbitro da parte di Ogbonda. È soltanto rimessa laterale. Battuta ora da Pane Bianco. De Morra, contrasto con Romano, insiste De Morra, Fernandez, il passaggio non riesce. Lopizzo, Giovagnoli se la chiama Zummo a gran voce prolungata. Rinvio altissimo di Zummo, la prende Giovagnoli, Fernandez. De Morra, profondo verso Pineschi, prima di lui Bertoglio, adesso la Vardera, palleggio, se la porta verso destra. Mani! Intervento regolare di Pineschi. Pane Bianco, Pineschi tacco, Pane Bianco, trova gli avversari, altra rimessa per il Geraci, si va con il terzo cambio per il Misilmeri, dentro Federico Matera al posto di Maltese, l'autore del 2-0. Benvenuto, benvenuto. Toto. In campo ci sono Federico e Matera, due prime scelte nella prima parte di stagione per il Misilmeri sotto la guida di Giuseppe Tuminia. Il Geraci intanto guadagna metri. Spallata di Pineschi, la Vardera. Palla. Lo Sali, lo Giacomo, su 10, bravo. Lo Giacomo! Batte Pane Bianco. Guadagnoli si allunga di troppo il pallone dopo il controllo. Lo
fallo spazzato, Espasia, Romano, Matera, appena entrato Romano si gira in mezzo a due per proteggere il pallone, si è fatto male Giovagnoli nel contrasto. Adesso Ricciulli, l'1-2 con Federico, è ancora sul pallone Ricciulli, rimessa per il Misilmeri, ultimi 10 da giocare, più recupero all'Aloisio. Vantaggio esterno della Pro Favara a Caltanissetta contro la Nissa, il gol di Lucarelli, Nissa 1, Pro Favara 2. Al momento questo campionato potrebbe considerarsi riaperto per la conquista del primo posto. Ricordiamo che Nissa Pro Favara è in diretta adesso, se volete, sul canale YouTube di Sportisili. De Morra, pallone pieno, riesce a passarla da terra a Pane Bianco, si va a prendere il fallo contro la Vardera, il calcio di punizione. Coco verso l'interno, trova gli avversari, c'è lo Pizzo che va dietro da Barbagallo. La Vardera, pallone morbido verso Matera, Ogbonda si mette davanti l'avversario, Matera lamenta un tocco con la mano da parte del nigeriano, è tutto a posto per Arena di Palermo e lui l'arbitro Giuseppe Calarese e Gerardo Calandra della sezione di Messina, i due assistenti. Pineschi in mezzo, spalla alla porta per Guadagnoli, mette fuori Federico, cambio in vista nel Misilmeri prima della battuta di questa rimessa laterale, entra Miliziano. Vieni, io, dai. È lui. Aspetta che ti dà l'ok. Oh, per i piccioni va a dare un raddoppio di marcatura. Esce la Vardera, non al meglio. Grande partita quella di la Vardera. Pane Bianco scambia con Giovagnoli, pallone lasciato lì a Pineschi, evita il nuovo entrato Miliziano, poi Spasia, spazza sugli avversari e rimessa dal fondo. Ha accorciato la Super Giovane Castelbuono contro il Mazzara, il gol di Pardo, Super Giovane 2, Mazzara 3. Anche Super Giovane Mazzara in diretta su Sportisili. Ogbonda, protezione di Bertoio contro Pineschi, nonostante le proteste, nulla da fare per l'italo brasiliano del Geraci. Non si concretizzano le giocate di prima del Geraci. Antonio, vai sul lungo.
Misilmeri che riparte da capo, vicino a conquistare una vittoria molto importante per smuovere la classifica. Giovagnoli prende lui il pallone, Fernandez allarga sì, ma troppo in profondità verso Pineschi, che si aspettava un pallone più vicino alla sua zona. Cosa aspettate? Dice Mirto ai suoi. Oh, ti ho detto lungo! C'è ancora! Miliziano in mezzo a due, può avanzare, c'era l'imboccata per Matera, bloccata dalla difesa del Geraci, la manda profonda e Spasa, l'aggancio di Cocco, pronto ad entrare Sheriff, lato Misilmeri per l'ultimo cambio. Albanese, pallone al limite, spazzato prontamente da Miliziano. Gira ancora! Sali Fede! Lancio lungo di Pane Bianco, di testa Cosentino, le sta prendendo tutte. Misilmeri che si difende per conservare questo doppio vantaggio, non va più al cross Cocco, ruba Romano, pallone profondo per Lo Gerfo, chiede palla a Bertoglio, il fallo di Ogbonda. Rimane in posizione. E allora cambio per il Misilmeri. Esce Bertoglio, entra Sheriff. Oh, vieni lì. No, oh. Ehi! Oh, Ricciu, alzala. La punizione di Romano, in mezzo Matera di testa direttamente sul fondo. 1 minuto e mezzo più recupero alla fine di questa sfida. Lo stacco, l'ennesimo della partita di Cosentino, poi costretto a tornare indietro. Pineschi non si capisce con Giovagnoli e allora Matera, avanza Federico, si rifugia dal nuovo entrato Youssef Sheriff. E Spasa a spallate con Guadagnoli, forse l'unica macchia della partita della classe 2000. Fernandez si gira, lascia tutto a De Morra, che però è in una condizione complicata perché c'è il pressing di Ricciulli. L'apertura di Sheriff per Ricciulli verso Matera, spazio, pallone in mezzo, Ogbonda da terra, anche difficoltà, ancora Matera su Pane Bianco, insiste il Misilmeri, Ricciulli, Barbagallo, azione insistita dei biancorossi che non sembrano forzare la giocata. Saranno 4 i minuti di recupero. Geraci senza tantissime energie già da un po'.
La mancanza del dinamismo di Bonamaison si è sentita. Vai. Accoccialo, Matera in mezzo a Ogbonda e Lopizzo, quest'ultimo palla al piede per Giovagnoli, arriva Ricciolli, il recupero da parte delle Misilmeri, sale Miliziano, gira da Sheriff, sbaglia però l'ultimo passaggio. Misilmeri che tornerà in campo ovviamente il prossimo weekend in casa della Mazara 46, praticamente un test di maturità. Geraci che invece ospiterà la capolista Nissa, che al momento sta perdendo per la prima volta in campionato contro la Pro Favara. Siamo ancora sull'1-2. Ricciolli, il contrasto con Ogbonda che si va a prendere la rimessa laterale, rimedia un po' al pallone perso di poco fa. Insiste Prince Ogbonda, pane bianco e Spasa. Si lotta tanto, palloni persi da entrambe le parti. Tantissime le rimesse laterali conquistate dal Geraci. Adesso Fernandez, cross, secondo palo, troppo, con Albanese bloccato da Sheriff. Ale, veloce, Ale! E Spasa sbaglia il passaggio. Stranamente dopo la sua prestazione Guadagnoli da fuori Zummo. Veloce, Ale! Ricciolli bloccato da Pane Bianco, non ce la fa a prenderla Pineschi. Rimane giù l'attaccante del Geraci. È finita a Castelbuono, ha vinto il Mazara 3-2 contro la super giovane Castelbuono. Mazara che lascia al momento l'ultima posizione in classifica, è finita anche a Mazara del Vallo, ma tra Mazara 46 e Accademia Trapani 0-0. È finita anche a Misilmeri con la vittoria della Don Carlo 2-0 sul Geraci. Il gol nel primo tempo di Espasa all'8º, il raddoppio di Maltese al 57esimo. Una vittoria importantissima per il Misilmeri, che sale così a 22 punti, andando a -1 proprio dal Geraci, che resta a 23 a metà classifica. L'entusiasmo dei tifosi biancorossi in tribuna, un successo che mancava
da diverse settimane, ovvero 2, dopo i KO con Unitas Sciacca e Pro Favara, entrambi di misura, oggi a non subire gol. E lo stesso Misil Meri ne fa 2 al Geraci, che torna alla sconfitta dopo 2 partite. L'ultima è stata quella contro la Pro Favara in trasferta per 3-1, una squadra che fuori casa continua ad avere difficoltà. Soltanto una vittoria, quella di Mazara del Vallo contro il Mazara per 2-0 nel girone d'andata. Un risultato che arriva dopo il 2-1 all'Accademia Trapani, dopo lo 0-0 contro il Mazara 46. Il ritorno alla sconfitta per i Blaugrana, che cercheranno di riscattarsi contro la capolista Nissa, ma tra le mura amiche delle Santissima Trinità, Don Carlo Misilmeri, che invece dal canto suo avrà la trasferta di Mazara del Vallo contro il Mazara 46, squadra in difficoltà. Sarà sicuramente un match interessante. La corsa sotto la curva, o meglio sotto la tribuna in questo caso, che ancora necessita di una copertura. C'è l'idea, c'è il progetto verso il comune di Misilmeri, che nei prossimi tempi assicurerà anche questo alla gente di questa cittadina di quasi 30.000 abitanti, che fino all'anno scorso ha lottato per la promozione in Serie D, perdendo la semifinale playoff con la Pro Favara 2 anni fa, la finale playoff persa contro l'Acragas. Programmi ridisegnati per questa stagione con l'obiettivo della salvezza. È tutto dal Giovanni Aloisio, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.